giornate, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, chiami ad un parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti truc se mostiri, ogni dì si fa così, tutto più miel do gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto più miel do gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. I savut che ad Daria hanno i plasi in ses e se chi per un'emissione perché voi di fai cambiare idee e fai conosci il mio bellissimo per me Bombul e voi acclamale. Daria, e sei Manuela, vesti tu fuori che è un'emissione di fa? Un'emissione? Ma c'è missione varaie? Arrivi subite! Fasin un gioco. Io dinso se sboins di chiatà la pavè, taches disin in 10 secondi. Se sopranza Cirile. Via! Le avevi occhiatate? Bravs! Arrivi! Mandi! Peseo, sei Daria. E sei Manuela, mandi. Ma mi ha detto che ieri ha un'emissione. Hai un'emissione. Guarda un po'. Sì, hai saputo che non ti plasi in sez, è vero, eh? Sì. Ma no, Chiale, io ti presento un'amica che sicuramente ti farà cambiare idee. Ma ieri hai amici in ses? Sono dei tuoi miei amici, cassetti. No. Ma che parenzione, Daria. hai pure. No. Daria, tu cambierai idee. Anin che ti fa svio di Bombul. Anin, antimo un po'. Vecchi calè. C'è biele calè? Oh, qui sal che chi? Beh, Bombul è un'eruia. Bombul! Bombul adesso non. Guarda bon. Sì. Frus. Si chiama Bombul e una simpatica rue. Ma le bon, non fa Non fa snoie. snoia, è un bellissimo pinzetto. Come tu hai detto tu, un'eruie in realtà è il stadio di un insetto che diventerà pavè. Guarda bon. Sì. Oh, wow. Che mi conti al di lui? Bene, come tutti gli ruis, il Micchiale! Chiale, già ti vuol bene, già ti vuol bene. Sì, è vero. Come tutti gli ruis, l'unico scopo della loro vita è quello di mangiare e crescere, diventare sempre più grandi. E quando diventano grandi, sono pronti per un gran cambiamento, che è il di diventare crisalide e dopodiché diventare pavè. Sì, poi io vi ho di passaggi. Certamente. Bombul avrà dei mangianti un po', perché calenti monti che in magrulin, allora diventa quasi il doppio di cicale comune. In che volte avrà voglia di polsà e si metterà vicino un ramac come questo. Comincerà con la sua bocchie a tessi une piccole fil di sede e costruirà quel che è la sua crisalide. Dentro comincia il suo gran cambiamento, che lo porterà a diventare una bellissima pavè. Questo viodile. Ma io saputo anche io? Come ti fa svedere la Sì, pavè che diventerà? Beh no, allora le aspetti. Mandi, Bombul, tu sei stando lì. Che sta le cica diventerà? C'è Bombul. piede. Dinse. Ma è vero? È proprio vero e è proprio una pavè speciale. Che lei c'è bene. Lei è grande, non, che l'hai frus. È talmente tan grande che effettivamente è la pavè più grande al mondo. Guarda po'. Davvero. Si chiama falena cobra, ovvero pavè cobra. Si chiama così perché la ponte da Sossalis
non sai se si arriva a viodi, appare come la sagome del chiave di un serpente. È vero. Ecco, non si sa perché ha queste forme, ma probabilmente a spaventa che sono i nemici da spaveis, che sono Ucellus e Liseltris. Sì. A noi è un pavè che vive di non, a in realtà un pavè che vive in Asia. Oh, hai capito? Sì. Ma troppo vivi è un pavè, Manuela? Ma allora, dipende dal tipo di pavè, da specie che è. Generalmente dicono che vivono sui 10-15 giorni. Porta buon par così poco! Sapevi che tu restavi mal, però tu Poverina, devi pensare sì. che quando sono ruis, vivi in nevore. Bombul, per esempio, al viv di ruie e poi di 2 mesi. Quindi, insomma, tra noi robe che altre, noi ne vite proprio corte. Hai capito? 2 mesi rue e 5 giorni di pavè. Così è la loro vita. È come se non vivessero fino a 80 anni di frus e gli ultimi 20 di grange. Chissà se sarebbe migliore, ma... Chissà. Ma, Manuela, che bontà è fatta che ha tutti questi besties di indularivi, no? Intanto dammi dal tu, per piacere. Oh, beh, no. Mi va mio. Ecco, questi vestiti schi arrivano tutti da chiesa da Spaveis. Esiste una chiesa di Spaveis? Lo sapevi? No, non lo Ma guarda sapevi. voi. E tu la ise? Allora, la chiesa da Spaveis è situata a Bordan e ha una bellissima struttura lì che puoi vedere 1000 farfalli contemporaneamente che ti svolano e sono lì tutti scolorati per te e per poter sviodi. C'è bello, Sì. ma mi porti tu anche a me Quanti dopo? tu vuoi? Tiale, Volentieri, si grazie. inviers sempre da aprile fin di settembre e si inviers sempre da 10 fin 6 di sera. Quindi un giro all'assicurato, Ti domandi se tu mi accompagni dopo, farei proprio te. a linea col. Benissimo. Però ti ho portato un regalo da chiesa Spaveis. Oh, guarda po'. Sì, mo ti oh, fa sono sviodi. curiosa. Mi arrivi sempre tanti regali. Giusto. Queste C'è sono le tecche bello. entomologiche. Tecche entomologiche. È una parola un pochino difficile, Oh, sì, tan difficile. ma è una tecche lì che puoi vedere da sbesteuti da inses che i puoi conservare per tantissimi anni. Sì. Ma loro sono vivi, sono No, morti. in realtà gli spaveis, come vi detto, hanno vivi tantissimi, vivi di dis. È vero. Ma la roba strana è che quando muoiono il loro corpo resta sempre biel e colorato per tantissimi tempi. E quindi puoi conservare in queste schi e ammirare i loro bei colori e le loro bei forme. C'è Proprio che sì. belli. Posso che ti conti qualche storia Sicuro, di sono loro? curiosa, per esempio, che mi piace di più, poi dirlo. Dimmi quel che è. Che cacche blu. Bellissime. Allora, queste pavè mi permette di dirti una robe. Forse non tu saprai che in qualche specie di pavè il maschio e la femmina sono differenti. Guarda po'. Sì. Una di queste due chi tra queste e queste è il maschio e che altra è femmina. Tu ci disaresti tu. Quale dei due è il maschio? Una è grande Sarà il maschio. e tu una è dici? piccola. Forse te che il più grande è il maschio. E invece queste volte noi Ah, la no, non ho indovinato, no. Perché che tal mondo a Spaveis il maschio ha le nevore colorate. E sa tu perché? Perché che ha di plasè a Spaveis femminis e allora di colori. Di cortegliale, Sì, hai sì. capito. Invece la pavè femmine ha esse biele grande. Hai capito. Perché dentro al suo corpo ha tantissimi uvus. C'è E gli uvus bello. occupano di spazio. Che maraviglia. Il colore dopo è sempre un ticchino marronut da femmine, perché così quando si pone sotto un arbolo, nessuno avviota e in che smuta protegge, oltre a se stesse, anche gli uvus che ha dentro del suo cuore. Hai capito. Ovvio, tu ne pavè, però che sono alc. Poi di aliesi che queste pavè sono una fue. Fa proprio te vedo bene. Tantissimi Simpatica. paveis a cirin di semeal calde per non farsi viodi, ovviamente. Sì, mimetizzi. Sì, mimetizzi. Hai capito. Già Tu c'è bello. immaginati in una foreste asiatiche di che queste pavè a vif, può ha della paveutte su tu ne fue. Quella viodie, nessuno ha proprio ne fue. E
queste è la nostra pavè che si chiama Callima e arriva dall'Asia. I tete abbaia di paveis asiatici, di paveis africanis, i volevi completare con queste paveute qui, che le pavè nostrane. Ah, pardon. Sì, Furlane? Anche furlane. Allora non capisco. Voi non capisco bene. Ma si chiama Saturnia dal Piruccio. Dal Piruccio perché la sorue adora mangiare gli sfues dal pirucciar. Oh. Sì. E quando diventa grande, costruisco la sede queste so belle chiasute, di lì che si trasforma da ruie a pavè. Beh, grazie della spiegazione che tu mi hai fatto. Io sono tan curiosa di queste robe perché io non avevo mai veduto gli spavei. Scrodimi. E sei sicura che come in sezza di plasmi ti di poi? Beh, sì, una volta che hai conosciuto Bambulo, hai capito che sono per da tanti anni. Beh, ma allora non hanno nessuna voglia di farmi male. C'è bien che sono questi in sesso. Io non avevo mai veduto dal vivo. Vere? Sei contenta che tu hai scambiato idee? Beh, Bambulo aveva un'evore ninin simpatica. Gli spavei hai veduto che non hanno nessuna voglia di farmi male. Spero di cambiare idea il più presto possibile. Grazie di essere venuto qua con questa bella missione. Sei contenta? Grazie. In questi ultimi spontadis, prima delle vacanze estivi, tal canton dai cartoni animati, o mettere in onda delle storie speciali. Voi frus, o vi dares Babarut, l'elefantut. Babarut, elefantut. Per un cal conta e un cal sulle il piano. Storia di Jean de Brunoff, musica di Francis Poulenc. Dal fis di un bosco fis all'estate fedat un elefantut. Al si chiama Babar. C'è bon che vuol somari. Vado in dormidilo, a muove la scuna col sonasa tromba e aggianta sottovoce. Babar è diventato grande. Come al gioia con che ha mullaria. Alle dai pluis gaios. Ai plage di schiava con una cappa il savalon. Babar al va a torzeon tut content sulla schiena di mamma. Di man guarda un brut chiacciador, platà de vurna cisa al schmicchia e al trai. Il chiacciador alla copat mamma elefanta, i scimmiozza si platin, gli uccelli schiampin. Il chiacciador al cor par brinca biad babar, ma babar al fui, calapora lui. Da spo un par di dies, strac madur,
alla riva donde hanno città. Alla resta strassameat. Alle il prim viaggio che gli ho tanta stiasa sintuna. E c'è tantas novità, e stradas largas, e macchinas, e trams. Va ben, c'è che l'usticcia di plui a son due galantoms calchiata per strada. Al pensa, c'è biela montura, i vode sventi e io un biel vestit così. Ma c'è mod fa? Cash o fortuna, una vecchia dama sciororonona che aveva passion per gli elefantuz, a capisce a colp che la gola di un biel vestit. E stant che è buina di cura, hai messo in man il sottaquin. Babar, al fascio un inchin. Merci, madame. Ben frus, se volessi impensarsi qual che è il ciclo di vita da spaveis, potessi fare un bel giugut a chiase. Basta avere un ticchinin di paste e un plat di chiarte, come quel chi. I veis di chiole un pennarello e disegnare parzore il plat di chiarte, une niulutte, une fue mangiate e dopo un ramacciut. Allora, basta chiole un ticchinin di cole, poale sulla fuette. Dopo, chiolo une paste di forma un ticchinin tonde, come che chi. E ad eventin C'è diventino secondo te? io vos. Io vos da Beh, papè, ti ho proprio ragione. Vi si aspetta un momentin che si incolin però, E dopo, i rivin, ta feute mangiate. Ci metteresti tu, Daria? O metteres une rue. Ti ho proprio ragione. Allora è belle che une paste che somme une rue. Qualese? Che Quelle si cheste. proprio tenerule. Le chiatai anche in chiesa, sono Sicura. sicura. Poi di attaccare. Tacchi le si ve. Le rue che va a mangiare la fue, c'è bien. Dopo che mangiate queste ruie, E diventa une crisalide. quindi un ticchinin di cole, vicino del ramacciut e il tacchin, le nostre paste a forma di crisalide. Per C'è esempio. bien, insomma, è un evore. Ecco qui. Sì, è vero, proprio te ieri. Passate qualche settimana, Di crisalide diventa une Diventa. biele pavè. le ultime robe, la paveca svoleta al cil, con le nostre pastute. Ecco qui. E alle fatte, C'è il bien. ciclo di vite da pavè. Provait frus a farlo a chiesa. Domandait ai vostri genitori di essi aiutas. Che ho letto un plat di chiarte per poter pittura parzore e ho fasit il cicli de vite de pavè. Ma tu saresti stupida anche di trasformarmi me in una miele pavè? Va bene, per voi ti trasformo nel miele pavè. Polvarine, polvarute, ecco qui la paveute. E come? Volete imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par furlan, pavè, par talian, farfalla, par inglese, butterfly.
La felicità è come un pavè. Se tu caris da ur, no tu ridi, sa chiappale, ma se tu sta scuiet, si può parzore di te, quanche mancul tu tal spietis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bambinute ven con me. Mandi vigli. Sasto ciò che mi è succeduto, Vuoi? E è passata a chiatarmi Manuela Rossi, che è un professore di scienze de scuolis medis e anche un naturalista. C'è che è un naturalista e è una persona che c'è tanto interessata a tutti gli planti, ma anche ai bestis. E alle parches motiv che è venuta a chiatarmi con una missione. E ha saputo, quai tante pore da insetti, dunque voleva convincermi che loro non hanno nessuna voglia di farnos male e che sono anche tanto simpatici, presentandomi il suo amico. Bambul, una rue, una vore simpatiche e foffe. Poi dopo mi ha mostrato il suo ciclo di vita che porta la rue a trasformarsi in una biele pavè. Manuela Rossi è collabora di tanti anni sulla chiesa dei Spaveis di Bordan, occupandosi di didattiche, dall'allevamento e de cure di tutti i ospiti de chiese. Frutis e frus, se che sta stato voles fare di speciale, domandate ai vostri genitori di accompagnarsi a visitare la chiesa dei Spaveis di Bordan. E gli vierte di aprile fino in settembre, ogni dì, destis a essis. Pensate che io potessi conoscere ben più di 400 specie di paveis che vengono di tutto il mondo. Come offro su saluti, Manuela mi spieta per accompagnarmi a visitare la chiesa dei paveis. Mamma, frus! E come offrus, clamai donde ai vostri genitori che le al par loro. Qualche piccolo consiglio per crescius con più lenghis. Quando c'è un genitore che è restio a usare la lingua minoritaria, bisogna innanzitutto cercare di convincere questo genitore che questo è un atteggiamento sbagliato, perché la lingua minoritaria è un'opportunità per dare ai bambini i vantaggi linguistici e cognitivi del bilinguismo. E bisogna comunque che l'altro genitore continui a parlare la lingua, perché anche accettando che magari il bambino sia anch'esso restio a usarla, ma non privando il bambino dell'input in questa lingua, perché il bambino che continua a sentire la lingua non la dimentica e magari un giorno ricomincia ad usarla. Ieri va della giornata, pasaremo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasute, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miel do gran furlan,